Gli hanno portato via tutto, preziosi suoi, della mamma e ricordi del marito, una vita che custodiva in una stanza. Ora non le è rimasto nulla, ma soprattutto non ha più dormito in casa sua, si è trasferita per queste notti nell'abitazione del figlio. Però bisogna che cominci un poco alla volta a abituarmi di nuovo, perché questo è. Pensavo di essere al sicuro con l'allarme tutto chiuso, invece non sono al sicuro per niente. Un nodo alla gola, la voce che si spezza quando ripensa a quei minuti terribili. Quanta paura, signora? Tanta, 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 perché ancora adesso mi tremano le gambe e non si riesce a mandare giù. Mariella Micheletto, 73 anni, ci racconta di quei momenti di terrore quando si è trovata faccia a faccia con uno dei banditi. Quando ho aperto la porta che divide il reparto giorno e il reparto notte, praticamente me lo sono trovato davanti, tutto incappucciato di nero, e l'altro che lo seguiva dietro praticamente è andato verso le camere. Io ho richiuso la porta e sono andata al telefono a chiamare mio figlio e mio nipote e poi ho chiamato il 112. La donna è barricata in cucina. Loro, nonostante l'abbiano vista, hanno arraffato tutto quello che hanno potuto, mettendo i preziosi nella federa di un cuscino. Dopo la chiamata ai familiari, che abitano accanto, sono accorsi subito il figlio ed il nipote. Io non sapevo dove era mia mamma dentro casa e non sapevo cosa gli avevano fatto, insomma. Sì che abbiamo tentato di fermarli prima di tutto. Avete lottato fino a che loro vi hanno minacciato. Sì, mio figlio ha lottato, io meno perché erano sopra il terrazzo, hanno fatto il giro e sono scappati subito, io sono solo corso dietro. Mio figlio invece ha fatto a botte con uno di loro. Sono entrati in tre, scavalcando questa rete. Loro sono entrati da questa parte qua. Quindi l'aggressione è stata qui. Qui. Dopo loro sono andati avanti di là, si sono fermati 2 metri più avanti, ci hanno detto o ci lasciate andare o se no vi spariamo, abbiamo la pistola. Manca la sicurezza, dice esasperato Fabrizio, che ci diano la possibilità di difenderci. Io ero a letto, sono loro che sono entrati, sì che io potrò pur difendermi, perché io sono cacciatore, ho anche i fucili, ma non sono uscito con il fucile, appunto perché per non. Per non rischiare poi lei. Perché tanto rischio io, non loro, loro sono liberi di fare quello che vogliono. Fra l'altro Fabrizio ci racconta che già qualche mese prima erano passati. Io avevo già visti 2 o 3 mesi fa, li avevo trovati sotto il porto che io rientravo, però non sono riuscito a prenderli perché loro mi hanno visto e sono scappati, li ho visto saltare di nuovo la recinzione e andare via per dove sono usciti, andati via l'altra sera. Secondo lei sono le stesse persone? Secondo me sì. Giovani, ci dice, veloci, atletici dell'Est Europa, disposti a tutto e senza nessuna paura.